Mister Luca Geroni, 6-6, eh, 3 pali, una traversa, Nardi nettamente MVP proprio per distacco, hai un po' di rammarico, però hai avuto una risposta incredibile dai tuoi giocatori e hanno fatto un secondo tempo pazzesco. Allora, innanzitutto voglio partire dal fare i complimenti veramente ai ragazzi stasera perché al di là del risultato e tutto quanto hanno, secondo me, fatto una partita di altissimo livello, soprattutto a livello mentale, a livello caratteriale. Poi ovviamente ci sono stati tanti errori che rivedremo, che correggeremo, però una partita dove una squadra è sotto 6-1 e tira fuori una prestazione in un secondo tempo così, vuol dire che ci siamo, vuol dire che ci siamo. Poi, ti ripeto, poteva anche finire 6-5 per loro, ma non sarebbe cambiato il mio giudizio su quello che è stata la nostra partita, soprattutto il secondo tempo dove abbiamo, penso, proprio dominato in lungo e in largo per 25 minuti. Mancato qualcosa forse in fase difensiva, sembrava quasi incredibile quel 3-1, questi errori, forse proprio queste mancanze in fase difensiva, forse è la base dove iniziare, perché poi per il resto davanti i tuoi sapevano perfettamente cosa fare. Sì, guarda, ti dico, noi stasera abbiamo tenuto un po' di statistiche sui tiri del primo tempo, soprattutto le posizioni dove venivano effettuati i tiri anche degli avversari ovviamente, e ti dirò che i primi 15 minuti del primo tempo loro praticamente hanno tirato solo da metà campo, tra l'altro con i nostri che andavano su tutte le palline, tiri addosso, tiri deviati, alla fine vado a memoria ma penso che Reggio nei primi 15 minuti abbia toccato la pallina 4-5 volte, forse, forse. Poi ecco, ho preso il gol dell'1-1, probabilmente siamo un po' disuniti, Un tiro da metà campo. con un tiro da metà campo, tra l'altro che è stato bravo anche Tudela che l'ha deviata proprio in porta perché sarebbe finito fuori quel tiro. Però quel gol lì ci siamo un po' disuniti, abbiamo perso un po' le distanze, abbiamo perso forse un po' di fiducia e infatti il 3-1 del primo tempo, 3 o 4-1 adesso non mi ricordo, 3-1 forse, era comunque bugiardo per quello che noi avevamo creato e per come era stato l'andazzo della partita. È stato il 4-1 anche all'inizio. Sì, sì, poi i primi 10 minuti del secondo tempo, ne parlavo in panchina anche con Ricky, erano stranissimi, nel senso che sono stati stranissimi perché noi giocavamo e loro segnavano, perché alla fine il leitmotiv dei primi 10 minuti è stato questo. Noi abbiamo creato e loro venivano giù, facevano gol. E quando succede una cosa del genere, vai sotto 6-1, probabilmente una squadra senza carattere avrebbe mollato proprio completamente. Invece i ragazzi stasera hanno continuato a giocare, abbiamo preso 4-5 pali se non sbaglio, abbiamo sbagliato una punizione di prima, abbiamo sbagliato 2 o 3 contropiedi, anche l'ultimo a 30 secondi dalla fine dove ha fatto una parata clamorosa al loro portiere e quindi io sono non contento di più stasera di quello che ho visto fare ai ragazzi in pista. Ok, adesso 2 settimane di lavoro e poi sono altre 3 gare casalinghe, quindi è giusto il tempo e gli spunti direi questa sera per vedere dove lavorare. Sì, sì, sicuramente adesso rivedrò la partita, prenderò delle annotazioni che poi ne parlerò insieme ai ragazzi in settimana, vediamo dove c'è ancora da lavorare, quali sono gli errori da limare, però io lo ripeto ancora una volta, io stasera ai ragazzi ho fatto i complimenti veramente per il carattere che hanno avuto, perché hanno fatto 50 minuti da squadra veramente di carattere, tenendo conto che avevamo anche le rotazioni comunque limitate, tenendo conto che mancava anche Marco stasera per squalifica. E lo spirito nostro deve essere questo, noi dobbiamo aver fame, gli ho detto ai ragazzi prima della partita, la fame è quella che ti porta poi a ottenere i risultati in pista e stasera i ragazzi avevano tanta fame e quindi niente, la strada è buona, la strada è giusta, c'è tanto da lavorare come ho sempre detto, però se questo esatto, se questo è il carattere della squadra, sono molto fiducioso per l'annata. Decisamente, grazie Giaro. Grazie a voi, buona serata.